Squadre pronte ad entrare in campo, seguite dagli arbitri, settima giornata di ritorno. Team Giorgione era il Bubi Merano a contendersi i 3 punti nella Belbotea Arena, che piano piano accende i riflettori per questa sfida con i padroni di casa che vogliono continuare la loro marcia in seconda posizione, e i meranesi di Capitan Loris Tenca che invece vogliono punti per dare linfa alla propria classifica. A dirigere l'incontro il signor Yunis Bartal di Mantova, coadiuvato dal concittadino Davide Saneris, al crono Andrea Grossuti. Le sezioni di Udine. Erano le note del vino del futsal. Andiamo a leggere le formazioni con il Real Bubi Merano che schiera con il numero 1 Parlanti, con il 2 il giocatore allenatore Pablo Belsito, 7 Loconte, 10 Deriu, 11 capitano Loris Tenca, 12 Manarin, 17 Peluso, 20 Karim, 21 il portiere Ninz, 22 Mustafov, 30 Baidar, con il 69 Cantero Morales. Mister Alemao per il Team Giorgione, schiera invece Andrea Bastini tra i pali, fascia di capitano per lui, con il numero 2 Stefani, con il 3 Muffadale, con il 4 Vecchione, 5 Perozzo, 6 De Chiara, 7 Rosca, 8 Bon, 9 Cacchero, 11 De Generi, con il 12 Bianchi, chiude con il 20 Celona. Assente Leo Senna, il bomber del Team Giorgione, con 19 gol fatti, che ci sta guardando via per motivi di lavoro in tribuna. Il capitano Ayub Tilal non al meglio delle condizioni fisiche dopo la battaglia, e di battaglia abbiamo avuto la fortuna di raccontarvi e di vederla da vicino di mercoledì in Coppa, un pareggio 2-2 con il futsal Marco Polo che valso comunque il pass per la finale del girone B, che porterà il prossimo 3 marzo alla Final 8. Bastini tra i pali, Stefani, De Chiara, Vecchione e Celona. Nel quartetto di movimento di mister Alemao, della parte opposta Ninz tra i pali con la maglia numero 30 Baidar, con la 12 Manari, Pablo Bessito e poi il capitan Tenca a comporre invece quello che sarà il quintetto di partenza del Bubi Merano, ottavo in classifica con 19 punti, 4 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte. Pronto il signor Bartal di Mantova a dare il via in questo momento a questa prima frazione di gioco, la settima giornata di ritorno nella gara di andata. Vittoria per il Team Giorgione 4-2 con uno scatinato Bilal Ayub, autore di 3 reti, il quarto sigillo però invece la firma di Bomber Guidolin, che in corso d'opera, salutiamo il buon Diego, è approdato tra le file del Montegrappa nel girone A della Serie 2 Elite. Prima manovra con il pallone in possesso per la formazione di mister Alemao, oggi in completo nero Stefani, la finta, l'imbucata avanti per De Chiara, che non arriva a trattenere il pallone. Intanto qui in tribuna vedo che c'è il buon De Generi, cioè non ha voglia di lavorare neanche di giocare sto ragazzo, è proprio zero. Quindi Matteo De Generi invece, che era dato nei 12 di partenza e qui in tribuna, non ha la meglio delle condizioni, aveva saltato la sfida di martedì anche per un attacco influenzale, prima si è riscaldato comunque regolarmente con un tutore, attenzione qui a Celone che si gira, mette in mezzo un pallone, arriva in scivolata a Stefani che va a sbattere addosso a Ninz, aiuta a rialzare, non c'è nulla di falloso. Allora probabilmente sì, è proprio così, c'è Capitan Tilal in panca, e allora ecco anche il motivo per cui Bastini, in effetti maglia completo bianco, tutto bianco, Bastini non ha la fascia di capitano perché ovviamente e regolarmente ce l'ha Capitan Tilal. Le luci della Belbotea Arena spente non mi hanno fatto vedere che era proprio capitano Tilal, stavo raccontandovi, leggendovi le formazioni, quindi intanto la giocata di Manarin davanti al mister Alemao, tenere vivo il pallone in possesso per i giallorossi, qui bravo De Chiara a metterci il piede, a fermare il capitano meranese Loris Tenca.
Dunque, insomma, il mister Alemano ha dovuto fare i conti con un cambio in corsa. Belsito va sulla profondità, viene fermato, la rimessa laterale comunque sempre per la formazione ospite con Belsito, maglia numero 2, il giocatore proprio lui che sta battendo questo laterale, non preciso il laterale, chiede scusa al numero 12 Luca Manarin. Belsito, giocatore di grande esperienza, ha vestito per tantissimi anni la maglia della Came Dosson, ora Came Treviso, la cavalcata delle serie regionali fino alla massima serie per il difensore italo-argentino. Vecchione scarica a destra per Stefani, buca dietro per Vecchione, giro palla, De Chiara, ancora Vecchione, pressione alta, recupera palla Belsito, Belsito avanza, scarica un destro potente, non trova lo specchio di porta, Bestini subito a rilanciare lungo verso la testa di Stefani che però viene anticipato, palla in mezzo al campo con Baidar, fermato l'ottimo intervento di Vecchione, un Vecchione che poi viene scippato del pallone senza fallo dal Merano. Belsito, il tocco per Tenca, c'è la deviazione di Bastini ma c'è il vantaggio di Loris Tenca, è il 9° gol in campionato per il numero 11 giallo-rosso che dopo un taglio offensivo è andato ad imbucare il pallone alle spalle di Bastini. Lo rivediamo subito nel replay di Andrea Di Giambattista, Futsal Veneto TV. Oggi Andrea, cameraman e anche regista, colpito dunque a freddo alla prima occasione del match, colpisce il Merano con il Team Giorgione oggi in versione All Blacks che deve assolutamente reagire. Vecchione per Celona, addomestica il pallone, viene però fermato, bravo a recuperarlo, forse aveva un fallo. Vecchione avanza, la puntata che sbatte sulla parte esterna del palo, c'era probabilmente un fallo, ecco perché l'occhiataccia di Karim Baidar all'indirizzo del signor Younes Bartal, la risposta subito immediata comunque del team colpito da Tenca. Bene, qui ancora Bartal, Stefani poi cerca di ripartire, anzi era Manarin, non riesce però a tenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco della Belbotea Arena. Belbotea Arena timida in avvio di gara, ora invece si sta piano piano riempiendo. Grande cornice di pubblico mercoledì nella sfida di Coppa con il Marco Polo. Belsito deve sistemare il pallone. Vecchione fa buona guardia, allora spinge dalle parti di Nins, giocatore Nins che ha iniziato la sua carriera nel calcio a 5 proprio con la maglia del Merano per poi girovagare, tra le altre anche ha giocato con il Mantova in A2 e anche in Serie A, dunque portiere che nonostante la giovane età ha già avuto grande esperienza. Team Giorgione, Stefani, ottimo in imbucare dell'apertura per Celona lascia lì per Stefani che viene anticipato, l'ultimo a toccare però è stato un giocatore del Merano, dunque deviazione di Karim Baidar. Ci starà sicuramente guardando, salutiamo Antonio Calovi, figura storica del Bumi Merano. Intanto la prima sostituzione entra Erdan Mustafov, altro giocatore bandiera di questa società. Un salutone all'amico Antonio che non è più in prima linea a seguire il Merano ma lo segue. Tra l'altro un Merano che è stata una delle trasferte più belle con l'avventura dell'Arziano, attenzione a Celona, ma sul fondo una delle avventure più belle, un'avventura che era iniziata con un rischio mortale. Ricordiamo e salutiamo allora Luca Cocco. Ciao Luca. Con il loro amico Davide Tress si girava e si girovagava in lungo e in largo a seguire gesta biancorossa e anche la formazione di Team Giorgione che qui non si intende tra Vecchione e Stefani, ne approfitta e ringrazia il Merano che si riprende un fallo laterale, 4 minuti di gioco, Merano in vantaggio 1-0 grazie al sigillo che ha sbloccato le marcature del numero 11 il capitano Loris Tenca. Baidar intanto, bravo De Chiara a pressare Stefani ancora avanti a spingere Tenca, esce bene però Martin Nins che fa ripartire per Baidar, giro palla lungo di Belsito, arriva però di testa Gianluca De Chiara, intanto
pronti 3 cambi per mister Alemao. Ci sono Bon, Rosca e Naim Mufadal. Ancora deviazione, eccolo qua il primo cambio, entra Filippo Bon al posto di Andrea Vecchione, che aveva trovato il gol 2 settimane fa con lo Jesolo, che intanto calcia ancora Belsito di potenza, c'è una deviazione che alza, lo rivediamo, il pallone sopra la traversa, era nella fattispecie di Alberto Celona. Dunque corner dalla parte opposta dalla tribuna stampa da cui vi stiamo trasmettendo questa sfida. Belsito, Baidar, ancora Belsito, fermato da De Chiara, troppo forte però recupera il pallone ancora Baidar e ci mette la punta del piede mancino Gianluca De Chiara per proteggere il pallone, concede soltanto il fallo laterale. Un laterale pronto a essere battuto da Baidar in mezzo per Tenca, dietro per Belsito, lo spazio per caricare il destro, la distanza però siderale. Belsito cerca l'imbucata per Erdan Mustafov, non avviene. Bastino la fa ripartire per Bon, che va a toccare il suo primo pallone. De Chiara amministra a sinistra per Stefani, De Chiara, Bon, pressione però alta quella del Merano, con De Chiara che scodella avanti, troppo però intanto fuori Baidar, entra Manuel Peluso con la maglia numero 17, pallone avanti per Mustavov che non riesce a tenerlo in campo, dunque potrà ripartire il laterale, già battuto De Chiara, apre dalla parte opposta per Stefani che torna ancora dal 6, oggi in completo nero. Stefani, ultimo di movimento, a sinistra per Bon, giro palla del team Giorgione, sulla pressione però del Merano che non lascia ai giocatori di Alemao di superare la linea di metà campo, retrocedono, bella la palla avanti per Stefani, Stefani sul secondo palo, si era fatto trovare quasi libero Celona, buona l'idea, intanto dentro Rosca, Mufadal, alla prossima intanto Stefani ha chiesto già il cambio a Vecchione. Dopo 6 minuti dove il numero 2 ha speso molto con il Merano che cerca di uscire ancora ma non è preciso il tiro lungo di Belsito, eccolo qua il cambio tra Stefani e Vecchione inquadrato dalla telecamera, dallo zoom di Andrea Di Giambattista. Vecchione, Rosca, Vecchione, viene avanti per Rosca che elude l'intervento avversario, poi arriva Vecchione costretto a calciare lontano, resta comunque alto il baricentro del team Giorgione con Mufadal, Rosca e Bon nella metacampo avversaria. Belsito chiama in causa anche Martin Ninz che supera le linee di metacampo, ottimo l'apertura per Tenca con il piede respinge Bastini, un po' in affanno la difesa e la retroguardia del team Giorgione, anche qui non preciso. Tenca avanti, deviazione di Vecchione, anzi no, non è di Vecchione, è del numero 12 Manarin, dunque rimessa laterale per la squadra di casa. Laterale che deve essere ripetuto perché secondo il direttore di gara il giocatore erano entrambi fuori. Questa è la decisione del signor Younes Bartal di Mantova, 2 arbitri lombardi per questa sfida. Il crono invece da Udine c'è Andrea Grossutti, intanto Ninz chiama Mia, l'avete sentito ma in sottofondo, e protegge il pallone mentre esce oltre la linea nera della Belbotea Arena con Belsito pronto a rimettere in movimento il cronometro. 13:17 da giocare in corso di questo primo tempo, intanto alza ancora il baricentro Ninz, bella giro palla per Tenca che mette giù la sfera, dietro per Belsito, Mufadal cerca di portare via il pallone, ci riesce in un secondo momento a Peluso, va Bon sulla corsia laterale, Bon però tenta un tiro passaggio, non gli riesce perché non c'è stata la profondità cercata anche da parte del numero 7 Roberto Rosca. E dunque ancora Merano, Vecchione di testa per Mufadal che non controlla il pallone, sfila fuori, intanto rientra Baidar al posto di Peluso che ha giocato un paio di minuti dando
tutto quello che poteva dare, e ancora Nins ad avanzare. All'ultimo secondo a calciare, ancora una respinta della difesa, Belsito come può rinvia lungo, recupera però bene Manarin, qui difesa bravo con Vecchione a prendersi il pallone, tagliare dalla parte opposta per Rosca cerca di andare sul fondo, in mezzo a un pallone che Linz in due tempi devia in calcio d'angolo. Andiamo a rivedere un pallone velenoso, Linz non è riuscito a trattenerlo, ha concesso dunque il calcio d'angolo. Intanto è pronto anche Samuel Cantero Morales, 6 gol per il numero 69 del Merano, alla scolellata per Vecchione che va comunque a calciare. Eccolo qua il cambio, il numero 69 prende il posto del capitano Loris Tenka, rinvio con le mani di Martin Nins, lungo verso Manarin che cade a terra, non c'è il fallo, gioca veloce Vecchione per Rosca, a sinistra verso Bon, giro palla, Vecchione, fa possesso il team Giorgione ma non è ancora stato decisivo, qui tanto palla per Bastini, parte Vecchione, Bastini rilancia un sinistro troppo potente, profondo, che termina alle spalle di Nins, che subito opera il rinvio dal fondo con le mani per Cantero Morales, che rischia, regala il pallone alla team, lo recupera Rosca, costretto a dare dietro per Vecchione, Vecchione guarda il posizionamento dei compagni, a destra per Rosca che restituisce la sfera al numero 4 del team Bon, siamo all'altezza della linea di metacampo, Bon l'imbucata per Naim Muffadal che applaude comunque la scelta del compagno, non arriva però sul pallone, c'è la buona guardia sul numero 3 biancorosso Pablo Belsito, Bastini lungo verso la testa di Muffadal, anticipato da Nins, la possibilità di alzare il contropiede per il Bubin Merano con Baidar che si accentra, viene fermato, poi Muffadal mette in fallo laterale. 11-19, chiama lo schema 1 il numero 30 Karim Baidar, 12 gol per lui, altro laterale sulla deviazione di Rosca. Partita comunque da dire anche corretta, 11 minuti, ne hanno giocati 8 e una manciata di secondi, una quarantina di secondi, ancora invariata la situazione dei falli, qui intanto vince un rimpallo Vecchione e Bragagnolo, assistente di mister Alemao, va a portare il cartellino del time out al signor Grosciuti di Udine per richiamare l'attenzione dei suoi ragazzi. Mister Alemao sicuramente non è felice di quanto ha visto fino a questo momento. Ricordiamo, come lo vedete da grafica in sovraimpressione, che ora sparisce per dare spazio al time out chiesto dal team Giorgione. Switch, team Giorgione. Cosa stavo dicendo? Io stavo dicendo il time out, invece questo è il risultato. Bravo Andrea, bravo Andrea. No, pensavo che avessi messo il time out, poi ho detto ma che cavolo, anche il test sbaglia. Aveva ragione Andrea, perché il vantaggio, come vedete in grafica, è del Merano per 1-0. Deve recuperare il team. Sotto, dopo il gol di Loris Tenka. Tanto il primo fischio del cronoman Andrea Grosciuti di Udine, al secondo torneranno in campo tutti i 10 giocatori che stanno giocando questa sfida, che al momento sorride alla formazione meranese. Tanto c'è da asciugare una porzione di campo davanti la panchina del Bubin Merano. Arriva Lorenzo Spicci con lo scoppettone Ivano a pulire il campo. Il signor Younes Bart ha richiamato l'attenzione ovviamente della panchina del Merano per evitare di scivolare sulle scorribande laterali a cui è costretto per tutti i 40 minuti di tensione. Qui un pallone rubato, Baidar si fa ingolosire dallo spazio per il tiro, chiede scusa a Rosca, era un pallone difficile
da perdere, brutale oserei dire. Rosca intanto per Vecchione, l'apertura sul secondo palo per Bon che battezza un colpo con il destro. Andiamo subito a rivederlo, un pallone alto, Bon ci è arrivato, ha applaudito anche mister Alemao, contento subito della reazione dei suoi ragazzi che lo hanno sicuramente ascoltato. Tanto palla tra le mani di Bastini che apre subito a sinistra per Rosca. Pippo Bon, andrà Vecchione, ancora Bon, si fa vedere, riceve palla Rosca sulla tre quarti della sinistra. Ancora però in anticipo Manarin ad uscire dalle linee difensive, Manarin, pericolo, palla che esce di poco, la rivediamo subito con il replay, una palla che esce di un nulla, si è arrabbiato subito Bastini per una palla pericolosa concessa in modo troppo comodo alla formazione giallorossa. Muffadal scarica per Rosca, Vecchione cerca di prolungare per Muffadal, palla troppo profonda, tanti pronti a rientrare. Da una parte rientra Loris Tenca, dalla parte opposta sono De Chiara e Ciliona pronti ad entrare in campo, anzi no, è Simone Caccaro con la maglia numero 9. Nins scarica, c'è deviazione, c'è il corner, l'ultimo a toccare è stato Muffadal sulla conclusione della distanza di Martin Nins. Dunque altra occasione ghiotta per il Merano del presidente Alessandro Momo, che ho abbracciato nel pre-gara, anche lui è stato giovane. Qui il fallo, intanto il primo fallo lo commette Bessito, lo rivediamo in uscita, aveva recuperato bene Muffadal, poi Bessito d'esperienza ha fermato subito il gioco, concesso il primo fallo di questo match. Palla per Bon, sulla pressione recupera ancora Baidar, Vecchione, Baidar ancora si riprende il pallone, bravo Vecchione a recuperare, poi palla che sfila verso Caccaro, che non ha il guizzo però per mantenerla in campo. Intanto abbiamo superato la metà del primo tempo, mancano 9 minuti e 36 secondi. Con Baidar che scarica dietro per Bessito, Tenca alza una campanile che Bon alleggerisce dalla parte opposta di testa, un twist di marcatura e esce bene Tenca con il pallone tra i piedi. Tenca, la finta su Vecchione, Tenca per Manarin, Baidar aveva un'autostrada davanti a sé, non ha inquadrato però lo specchio di porta. Si salva ancora il team Giorgione, i punti sicuramente meglio in questo primo quarto di gara. Il Bubi Merano che si riprende il possesso del pallone con una rimessa laterale dopo che Caccaro non ha tenuto in campo il pallone. Intanto anche Bessito conferma di essere umano e va in panca dopo 10 minuti e 50 secondi a tirare un po' il fiato. Ora controllerà i suoi compagni dalla panca. Bastini prende il pallone, prolunga per De Chiara che addomestica il pallone ma non al 100%, palla che finisce tra le mani di Martin Nins che lo lancia subito alla parte opposta verso Manarin, lo spazio per girarsi, chiama in causa Baidar, ultimo di movimento, Peluso si fa vedere, la palla invece per Manarin, di vicino a sé a Tenca, Baidar ancora, Baidar cerca di uscire, scavalla avanti, bravo qui Stefani con il petto, recupera il pallone Caccaro, viene fermato con il fallo, trattenuto più volte Caccaro, secondo fallo. Manarin, come a dire, come potevo se non abbracciandolo forte, guarda che stazza Simone Caccaro. Fallo giusto, secondo fallo, 8:33, vedremo se Stefani si farà toccare il pallone per una punizione, sì dalla distanza, c'è anche Rosca lì vicino, Stefani lascia a Rosca, il tiro di Rosca sbatte sul lato B di Baidar, esce bene Tenca che viene fermato da Roberto Rosca che commette il primo fallo e si prende anche il primo cartellino giallo. Lo rivediamo, era volato in velocità Capitan Loris Tenca, giusto il cartellino, fallo da dietro a fermare il gioco. Se è fallo tutta la vita è anche cartellino giallo, qualche protesta di Alemao.
secondo al suo modo di vedere mister Alemao, sta dialogando con il cronometrista Grossuti, non c'era il fallo per il signor Sanaris, invece fallo e cartellino. 8:20, deve recuperare un gol il team Giorgione, sotto 1-0 con il Bumerano che spreca con Martin Ninz. Bastini di vicino a Stefani, apre a destra subito per De Chiara. Stefani, Rosca ammonito pochi istanti fa, ora deve fare attenzione il 7 Patavino. Stefani va via, Stefani sul secondo palo, c'è però ancora Baidar, qui bene De Chiara. Stefani dietro per Bastini, lungo, troppo alto anche per Caccaro. Rivediamo intanto qua la foga di Stefani che è andato via, si salva però il Merano con l'ottima copertura in diagonale di Karim Baidar. Proprio lui, il 30 giallo-rosso, riceve il pallone da Tenka. Baidar ancora per Tenka, c'è il fallo di Caccaro, secondo fallo, dunque parità nella situazione fallosa. Caccaro, reo di aver commesso, lo avete rivisto, un blocco irregolare che non ha permesso la ripartenza, sembra sempre di Karim Baidar, che poi è andato in panca a rifiatare. Intanto Belsito dopo 1 minuto e mezzo è subito tornato in campo. Intanto Stefani in anticipo su Manarin sul pallone, poi è andato anche a cocciare sulla gamba del 12 giallo-rosso che esce dal campo, si prende il 5 dai compagni di panchina, con un Merano che mantiene ora il possesso e anche, soprattutto, cosa che più conta, il vantaggio. Tenka, Belsito sulla pressione di Caccaro. Belsito è costretto a commettere uno dei pochi errori che vedremo quest'oggi da parte del 2 giallo-rosso. Dietro l'argentino, grande esperienza, abbiamo detto in apertura, uno dei giocatori simbolo di questa sfida. Vecchione fermato, vince il rimpallo. Caccaro nella parte opposta per De Chiara, a puntare Tenka, De Chiara, il tiro, Ninz si tuffa, mani aperte, respinge, subito viene riproposto il replay di Andrea Di Giambattista. Buona prova di Ninz, buona parata. De Chiara, pallone che sbatte su Caccaro, esce Mustafov dalla propria metà campo, aspetta i rinforzi, palla per Tenka, anticipato però da Vecchione a 6,55, concede soltanto il fallo laterale il numero 4 del team allenato da mister Alemao. Belsito, Tenka aveva aperto bene per la corsa di Peluso, guardato però a vista da De Chiara e anche da Bastini, che ha controllato l'uscita del pallone. La prossima intanto arriverà anche il time out per il Merano, il Real Bubi avanti 1-0 in questa settima di ritorno. Nella gara di andata vinse 4-2 la formazione del Giorgione. Arriva intanto il time out, quando poi sarà il momento di un corner per il Real Bubi Merano. Deve aumentare i giri, deve alzare pressione, probabilmente si fa sentire anche un po' di stanchezza sulle gambe di ragazzi del team Giorgione, protagonisti mercoledì di una maratona 2-2 con il Marco Polo in Coppa, un 2-2 terminato al 50°, infatti i tempi regolamentari finiti in perfetta parità, sono serviti anche i tempi supplementari, 2 tempi da 5 minuti l'uno. Intanto andiamo a vedere gli altri risultati, con l'Eagles Futsal che sta vincendo 5-0 il derby con il New Team Lignano. Dopo essere stato sotto 2-0, il Marco Polo sta pareggiando in casa della Futsal Atesina 2-2, un risultato che interessa molto da vicino proprio il team Giorgione. Sono la terza e la quarta formazione del girone. Parziale anche, vede la Canottiere Belluno vincere 2-0 in casa con il Trento, e il Bissuola che sta vincendo 1-0 a Verona. Bissuola che è sempre più vicino alla Serie 2. Si riparte dal corner con Belsito, dietro in mezzo un pallone per Tenka. Stefani tocca per ultimo, brividi per Bastini. Rivediamo come è uscito bene Tenka, bravo però Stefani a rimanere lì fermo. Il tiro ancora questa volta di Cantero Morales, altissimo,
si perde tra gli stendardi biancorossi del Botea Arena. Intanto pronto Tilal Ayub, il capitano del team Giorgione, nonostante le non perfette condizioni fisiche, ad entrare in campo. Possesso Giorgione con Stefani che aveva aperto bene per Vecchione, che però non ci ha creduto fino alla fine. Recupera bene Stefani, esce Stefani di potenza, Stefani fermato in scivolata da Belsito, la palla in mezzo, non c'era la distanza, c'è comunque il corner, non c'era la distanza regolare di Erdan Mustafov, non ravvisato comunque il direttore di gara, ne viene fuori comunque un calcio d'angolo per la squadra di Mister Alemão con De Chiara per Stefani, ancora un tocco di Belsito che esce dalle linee difensive, deviazione in fallo laterale, praticamente siamo negli ultimi centimetri di campo della Bel Botea Arena. Vecchione dietro per De Chiara che addomestica il pallone, il tocco per Stefani, va via Stefani, ottimo schema, ancora deviazione, adesso alza il ritmo il team Giorgione, gran giocata qui di Stefani che sa difendere ma sa anche scardinare le difese avversarie, lo abbiamo visto poco fa. C'è arrivata però ancora una deviazione, Vecchione per Stefani, ancora una deviazione, Belsito ha alzato il muro in stile muratore, non fa passare un pallone che sia uno, il numero 2 del Real Bumimarano, De Chiara, Vecchione in bucata avanti per Caccaro, il tocco di Belsito, la palla però toccata per ultimo dal numero 9 Pattavino, giusta la decisione del direttore di gara, dunque ripartirà Martin Ninz a 5:46 da giocare, Ninz per Cantero Morales, Tenca, Belsito, esce Stefani con la testa per De Chiara, il tocco verso Stefani in mezzo, il pallone per Caccaro, il palo, poi la carambola, la palla che non entra, Vecchione per Caccaro ancora e c'è Ninz che dice di no, occasionissima per il team Giorgione, ha avuto anche fortuna il Real Bumimarano nell'occasione precedente. Bravo Ninz poi nella seconda occasione a dire di no, palla per De Chiara fermato da Mustafov, laterale per la squadra di casa, per un team Giorgione che comunque ha alzato il ritmo. Intanto è entrato anche Tilal Ayub, Stefani in imbucata per Vecchione, ancora per Stefani, fermato, anticipato, Tilal dietro per Bastini, Stefani in posizione pivot, il tiro però di Bastini è troppo alto, mezzo metro sopra la traversa, si era anche abbassato all'ultimo. Ninz potrà ripartire senza problemi, meno di 5 minuti ancora da giocare in corso di questo primo tempo. De Chiara, il pallone poi deviato in fallo laterale del Cantero Morales, intanto Stefani fuori a rifiatare, rientra Bon al suo posto, con Stefani scatenato, manca soltanto però il sigillo dell'eventuale pari, ma attenzione perché il Marano lo ha già dimostrato che può anche bissare il gol del vantaggio che fin qui decide la sfida della Bel Botea Arena. Tenca, apertura per Mustafov, di testa 2 volte, c'è una spinta su De Chiara, non ravvisata, una spinta veniale vista nel replay con De Chiara. Pensavo che l'arbitro stesse per estrarre il cartellino giallo, si è probabilmente ripensato, va comunque a placare il bollente spirito di Gianluca De Chiara, numero 6 del team Giorgione. L'esperienza mi pare fosse stato Erdan Mustafov, ha usato un po' le maniere forti ma non così rude da meritare una punizione. Belsito per Tenca, Manarin, si gira Manarin, fermato da Bon ancora in pressione, bene Vecchione a prendere il pallone, De Chiara lo riprende per qualche istante, poi però non lo trattiene sotto lo scarpino sinistro, dunque laterale per la squadra ospite. 4:25, Baidar rientrato in campo, batte dietro per Belsito, giro palla verso Tenca dalla parte opposta rispetto alla tribuna della Bel Botea Arena. Loris Tenca dietro ancora per Belsito, pressione alta, bene qui De Chiara a fermare, pallone che carambola sulla sedia accanto alla panchina di Mister Alemão. Era uscito molto bene, ancora lì il Bumimarano che sta giocando molto bene
palla viva, forse non lo era, intanto Stefani il tiro e poi Tilal sulla ribattuta di Martin Ninz, scarica un mancino a lato, palla pericolosa quella di Stefani, Martin Ninz per Tenka prolunga avanti verso Manarin, in anticipo di Stefani, l'ultimo tocco è di Manarin, dunque rimessa laterale per il team. Bon già battuto per Stefani che gira dalla parte opposta verso De Chiara, De Chiara apre per Nicolas Stefani va sul fondo, mette uno scavetto dentro, palla che si alza di poco a lato, scatenato, l'abbiamo già detto più volte, Stefani che vuole trovare la via del pari. Ninz intanto lungo direttamente tra le mani di Bastini subito deve aprire avanti per Bon che attende però il movimento di De Chiara che riceve, scarica a destra per Tilal Ayub, il capitano del Giorgione prolunga a sinistra verso De Chiara gira lato per via orizzontale con pericolo per Bon che cerca di uscire bene, palla per Stefani, Tilal allo spazio per manovrare Tilal, De Chiara lo scambio ancora con Tilal, Stefani, si era mosso Bon, non è stato visto però da Stefani che gira per De Chiara litiga con il pallone, poi però l'ultimo a toccare è stato il numero 12 Luca Manarin, 5 gol per lui in campionato, il nuovo marcatore è Karim Baidar con 12 sigilli all'attivo, seguito da Loris Tenka che con quello di oggi è salito a quota 9, dunque si avvicina alla doppia cifra il capitano alla maglia numero 11 dell'Albumi Merano. Bon, Stefani, Tilal Ayub, lo scambio ancora con Stefani, 3 minuti da giocare per il tempo, Stefani si era aperto lo spazio, ha calciato un destra rosoterra in diagonale a chiudere, palla fuori, intanto cos'è successo? Si è alzato un pezzo della Belbote Arena, non avevamo capito, un pezzo utilizzato penso per posizionare i pali di pallavolo. Beh no, però cosa giocano a pallavolo? Con 4 pali? Chissà cosa servono quei cerchi. Intanto ancora deviazione, guadagna qualche metro in zona d'attacco però il Bubi Merano, rimessa con Baidar per Belsito, De Chiara, anche il cane ha avvertito il pericolo e ha iniziato ad abbaiare. Tilal Ayub, Rosca, De Chiara, Bon, Rosca per Tilal Ayub che tiene vivo il pallone, poi però ritorna, se lo riprende Manarin, non viene anticipato da De Chiara, Manarin, la giocata di fino, poi De Chiara mette in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato il 6 biancorosso, dunque out con capitano Tenka pronto a rimettere in modalità on il cronometro affidato al signor Andrea Grossuti di Udine. L'anticipo intanto di Tilal, c'è però il tocco di Tenka, dunque laterale per gli uomini di mister Alemao, già battuto. Bon sul corsia di sinistra, orizzontale, va da De Chiara dalla parte opposta del campo. De Chiara sulla profondità verso Tilal, la deviazione, il tiro, il pallone che resta lì e poi è bravo Belsito a calciare lontano con il destro mentre Ninz era a terra, non sapeva dove si trovasse il pallone, sbroglia il pericolo, dunque il numero 2 titolo argentino, De Chiara per Bon, va via Bon sulla corsia laterale, però si porta fuori il pallone, la sfera supera la linea nera del rettangolo di gioco della Belbote Arena. Pronto Belsito, intanto entra Ayub Karim, primi scampi di match per il numero 20 del Merano. Conclusione di Ninz, intanto rientra ancora Stefani per De Chiara. Belsito, bene a chiudere in diagonale Stefani, va via Bon, si accentra Bon, lo scarico a destra per Rosca, il tiro, c'è Ninz però che fa buona guardia, respinge un tiro raso terra, Tenka per Baidar, 3 giocatori in avanti, palla per il numero 20 Ayub Karim,
che non riesce a giocarla bene. Rivediamo intanto nel replay precedente la risposta da terra praticamente di Mintz. Rosca per Bon, Stefani. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questo primo tempo con il Real Merano avanti grazie al gol di Loris Tenka. Palla lunga per Stefani, Mintz al limite dell'area. Escher piona il pallone, poi lo rilancia lungo dalla parte opposta verso Baidar che lo protegge, lo mette giù. C'è però il fallo tra le proteste di Tilal, Ayub, il capitano del Giorgione e della sua panchina. Andiamo a rivedere. Bravo qui Baidar a spostare il pallone. Ovviamente il 10 biancorosso oggi in completo nero non poteva fare altro che andare a carambolare contro l'avversario. Dunque terzo fischio falloso, decisione giusta da parte del signor Davide Saneris di Mantova. Terza punizione già battuta, un po' si addormenta la difesa del Giorgione, Bastini si prende però il pallone tra le mani. Rosca, erano rimasti fermi i difensori del team Giorgione, 38 da giocare. Rosca danza al centro del campo e la palla per Stefani con Tenka che scarica in tribuna, palla che viene rimessa in campo da un tifoso del Giorgione. Stefani, Rosca Stefani, meno di 30, 26 ancora da giocare, i secondi che scorrono veloci sul tabellone della Belvotea Arena. Ayub si accentra, dietro per Bon da Bastini, alza Bastini, Stefani, la palla a porta sguarnita che entra in rete, clamoroso il gol subito dal team Giorgione. Vorrebbe rivedere il replay, non so se sia gol di Belsito o autorete di un giocatore del Giorgione. 2-0 Real Merano. No, mi sa che è stato Belsito che in anticipo, lo possiamo rivedere subito così me ne accerto, ma mi pare che sia stato Pablo Esteban Belsito, è quello qua che mi ascolta subito. Sì, è stato Belsito ad anticipare poi la corsa vana di Bastini che non è riuscito ad andare a proteggere la sua porta. 2-0 in zona Cesarini in questo primo tempo. Il tiro dalla distanza di Stefani alto, 3 secondi ancora, e con il Merano che andrà al riposo avanti di due gol. Ancora Bastini, ancora un tiro che si spegne alto, stavolta con il sinistro. Mintz, lunga, lunghissima la sirena. E allora al riposo il team Giorgione va sotto una doccia fredda che vale il doppio vantaggio. Real Merano, prima Tenka in avvio di gara, poi in chiusura Belsito, firmano al momento il 2-0 del Real Merano. Stefano Testoni, Andrea Giambattista per Futsal Veneto di TV. Vi dà l'appuntamento tra una decina di minuti per il secondo tempo, sempre qui live sul canale di Futsal Veneto TV. Baci!
Squadre nuovamente in campo, pronti per il secondo tempo di Team Giorgione. Ora il Bubi Merano con formazione giallo-rossa, avanti 2-0 dopo i primi 20 minuti. Tenca e Belsito, giocatori simbolo della formazione meranese, che stanno decidendo questa sfida. Deve reagire il Team Giorgione, che ha saputo anche del pari tra Futsal Atesina e Futsal Marco Polo. Sfida tra terza e quarta in classifica, dove il Giorgione deve cercare assolutamente di tenere a casa i 3 punti in palio per allungare in seconda posizione. Imprendibile ormai il Bissuola, che sta ovviamente vincendo anche quest'oggi. Il ruolino super top di mister Vamos Pagliante. Stefani si accentra, Stefani cercava un'imbucata per tirare Ayub o può uscire allora il Real Bubi Merano. Tra l'altro sfida, attenzione, Tenca, non è preciso per Manarin. Giorgione che sarà di scena sabato in casa del Futsal Marco Polo, in un remake della sfida di Coppa di mercoledì sera, sfida che ha consumato molte energie nella rosa di mister Alemao, che oggi deve fare i conti con del generi. Lasciato fuori all'ultimo, è stato preferito Tilal Ayub, che tocca proprio lui il pallone, non al meglio di entrambi i giocatori. Fuori invece uno dei pilastri della squadra per motivi di lavoro, Leo Senna, 19 gol per lui in campionato. Palla spizzata in alto profonda per Bastini, che la gioca subito per Rosca. Giro palla verso Stefani, un minuto se ne è già andato nel corso di questo primo tempo, cambio 2-0. Qui Stefani intanto cercava Rosca, capisce quanto Manarin, il pallone è uscito, il tocco del lato B di Rosca concede il fallo laterale all'altezza quasi della linea di metà campo, anzi ha fatto retrocedere davanti alla panchina al Bubi Merano. Loris Tenca, posizione del pallone sulla linea nera, lo gioca dietro per Belsito, si era mosso anche Martin Ninz. Stefani lotta con Manarin, che viene indotto a sbagliare, allora può ripartire in possesso il Giorgione. Vecchione, Rosca, cambia lato per Stefani, che torna ancora dal 7 oggi in maglia nera. Rosca, Tilal Ayub, verticalizza per Vecchione, che torna a dare dietro per Stefani, lo scambio per Tilal Ayub braccato da una doppia marcatura, non c'è alcun tocco avversario, dunque il possesso dal laterale è in favore del Real Bubi Merano, con Belsito che apre subito la parte opposta verso Martin Ninz, che sale a superare quasi la linea di metà campo, scodella bene la testa, la conclusione Tenca, la doppietta di Loris Tenca, una gran giocata partita dal lob di Martin Ninz, tutti i giocatori a indicare con l'indice il portiere della maglia numero 21. Giocata di fino questa del Merano, la rivediamo, qui aveva sbucciato Manarin, poi Tenca nell'uscita ha uccellato sotto le gambe Andrea Bastini. 3-0 in avvio di ripresa per un Giorgione davvero colpito troppe volte per essere quello cui il pubblico della Belbote Arena è abituato a vedere nelle sfide casalinghe del girone B cadetto. Ninz intanto esce addirittura dalla propria area a Bastini, quasi a dar la carica anche ai suoi compagni, non precisissimi. Bene Manarin assalta una serie di avversari, poi arriva Rosca con una spallata, fa cadere a terra l'avversario, deve fare attenzione perché tra l'altro Rosca è il giocatore ammonito del Team Giorgione. Tanto rientra Cantero Morales per gli sviluppi di questa punizione. Sul punto di battuta c'è Pablo Esteban Belsito. Il fischio, lo schema per Morales Canteros, che firma il poker per il Real Bubi Merano. 4-0, 2-25, schema di punizione con Belsito
che avanza a piccoli passi, poi apre per il numero 69 Samuel Cantero Morales, che sale a quota 7 in campionato e avvicina a maggior ragione i 3 punti alla formazione altoatesina, arrivata qui in ottava posizione con 19 punti, solo 4 le vittorie fin qui messe a segno. Recupera ancora il Giorgione dopo che era andato vicinissimo ad aprire le danze del gol in casa biancorossa. Simone Caccaro conferma che non è giornata, qualcuno dalla tribuna grida anche sveglia sveglia, una sveglia che sembra non essere ancora suonata in casa del Team Giorgione. Nenzi intanto per Baidar, Manarin, Baidar cerca di mettere in mezzo il pallone in scivolata, Stefani dice di no, bravo Baidar ad alzare la testa, aveva visto sulla corsia opposta che stava arrivando come un fulmine Loris Tenka, che ha già firmato una doppietta, è salito a quota 10, ma vuole anche il tris. Manarin intanto liscia il pallone sullo schema del laterale, pallone tornato in possesso del team. Caccaro lo riconquista dopo averlo perso, Manarin lo tocca per ultimo, laterale dunque in favore della formazione oggi vestita tutta di nero. Vecchione apre il gioco per Stefani, non c'è ancora movimento di una possibile maglia bianca del potere laterale, c'è ancora tanto tempo da giocare. 16:31, mister Alemao sta attendendo indicazioni anche dai propri giocatori. De Chiara per Stefani, Caccaro va a incunearsi tra le maglie della difesa stretta del Bulbio Merano. Bastini lungo per Caccaro, che lo mette giù come può, ma fa buona guardia Belsito, che fa carambolare, bravo a far carambolare il pallone addosso al corpo del giocatore del numero 9. Rimessa laterale dunque per il Bulbio Merano. Il direttore di gara, il signor Davide Sanneris, dice di aver sbagliato nella sua prima decisione. Stefani con il petto stoppa il pallone, viene fermato con il fallo dal numero 22 Erdan Mustafov. Primo fallo anche per il Bulbio Merano, un fallo per parte in questo inizio di ripresa. Ha rischiato molto Roberto Rosca in precedenza, già ammonito. Caccaro si gira ma non riesce però a superare un ottimo Belsito. Tenka, bravo qui Vecchione a riprendersi il pallone, vuole il movimento di De Chiara. Vecchione torna dietro però da Stefani. De Chiara, possesso team. De Chiara, Vecchione, Caccaro intanto, direzione in corner. Intanto salutiamo anche il super Federico Scambi che ci informa di un'ennesima medaglia azzurra. Siamo arrivati a quota 30 alle Olimpiadi e chissà se tornerà anche il buon Michele Di Giambattista dai Fasti di Cortina. Intanto altra conclusione di Vecchione dalla distanza, fuori portata con il Bulbio Merano che vince la Bell Bottega Arena per 4-0 quando mancano 15 minuti e 18 secondi. Tenka non trova lo specchio di porta, trova però una deviazione mentre entra Alberto Celona. Deve provare deve mescolare tutte le carte mister Alemao. Ancora una deviazione proprio di Celona. C'è tutto il tempo per rimetterla in piedi, ma è cosa molto difficile con un Real Bulbio Merano ordinatissimo, un Merano che, visto quest'oggi, fa
fa pensare, ma come mai si ritrova lì nella parte bassa della classifica, sulla zona destra, qui intanto fermato Celona. C'è però la tiratina di maglia di Belsito che rivediamo, ha visto bene anche il signor Sannaris di Mantova, dunque punizione, rientra Tilal Ayoub, il capitano con la maglia numero 10 al posto di Andrea Vecchione. 14:49, Tilal Ayoub che va a dare indicazione ai propri compagni di squadra per questa punizione, deve assolutamente riaprirla il team. Ma guardate com'è posizionata la difesa del Real Boubil Merano a proteggere ogni spazio di porta, e così è la punizione di Stefani che sbatte sul giocatore in barriera. Ancora vivo il pallone, esce il Real Boubil Merano con Tenka che va a puntare De Chiara, lo scambio per il neo entrato Jan Dario che entra anche sul tabellino di cattivi per il cartellino giallo, ha fermato una possibile ripartenza. Terzo fallo Real Boubil Merano, giallo sacrosanto, con Belsito che tanto sta dando indicazione a chi guida oggi il Real Boubil Merano dalla panchina, mi sembra che sia Loconte. Palla dietro per Stefani, l'imbucata cercata, l'anticipo però di Tenka su De Chiara, proprio De Chiara andrà a battere il fallo laterale in zona d'attacco. Siamo negli ultimi 10 metri della metacampo del Real Boubil Merano che conduce 4-0 alla Belbote Arena dopo una partita fin qui assolutamente perfetta. Tilal Ayoub per il tiro, la conclusione mancina di Celona che esce di un nulla, la rivediamo subito prontamente mostrata dalla replay di Andrea Di Giambattista. Intanto è rientrato anche Cantero Morales, autore del quarto gol giallo-rosso. Intanto un Bastini che esce dalla propria area, scudella un pallone alto che però va a sbattere sulla parte alta della Belbote Arena, dunque il laterale già battuto per il Boubil Merano. C'è il fallo intanto di Celona, un blocco irregolare ai danni di Belsito, una spinta anche mimata al direttore di gara. C'è intanto il cartellino giallo per proteste ad Andrea Vecchione che alza la pettorina, cartellino giallo che gli viene mostrato dal signor Younes Bartal di Mantova. Giallo per il numero 4 del team Giorgione, nervoso il 4 Pattavino. Tilal Ayoub, De Chiara per Stefani, il sinistro, la deviazione di Belsito, il gol del team Giorgione. 13:53 da giocare, chissà che questa sia in casa team la sveglia, la scossa dopo 26 minuti abbondanti di dominio, quantomeno dal punto di vista del risultato, di un Real Boubil Merano che forse ha un po' allentato la pressione. 4-1 per il Real Boubil Merano, deve assolutamente imprimere forza sull'acceleratore ora il team Giorgione per sfruttare questa finestra di tranquillità. Vedremo però se la formazione di Capitan Benca. Intanto quarto fallo lo ha commesso Cristian Loconte con la maglia numero 7, 2 gol per lui, anche Loconte è entrato ora in partita, è pronto a fare il suo rientro in campo invece Karim Baidar con la maglia numero 30. Punizione, vedremo chi andrà a calciare questo calcio piazzato. C'è capitano Tilal Ayoub che posiziona bene il pallone sul palo, va De Chiara, si sposta Stefani, anche Tilal Ayoub lascia l'ora della conclusione per Celona, carica il sinistro per Stefani, Celona, deviazione, Celona che stava quasi per cadere sulla rincorsa della punizione,
è rimasto in piedi, ha giocato comunque uno schema che porta ad un calcio d'angolo con il gol di Nicola Stefani che firma una doppietta, un gran gol questo, sugli sviluppi di un corner, un pallone che toglie le ragnatele dall'incrocio di pali, lo rivediamo, gran gol che porta almeno due. Palla che passa tra il volto di Martin Nins, colpito 2 volte nel giro di pochi secondi, e il palo. E allora adesso può cambiare la partita con Stefani che si riprende il pallone. Stefani per Celona, Stefani, Stefani, 3-4, la riapre Nicola Stefani. E c'è intanto il giallo per Cantero e il quinto fallo, arriva anche il quinto fallo, la riapre Stefani, quinto fallo con il giallo a Samuel Cantero Morales. E adesso partita che cambia assolutamente l'inerzia del match, è il quinto fallo commesso dal Merano, con Stefani che si è caricato sulle spalle, oltre ai consueti barili di birra, anche tutta la squadra. 3 gol nel giro di pochi istanti, 13-11, e allora adesso possiamo salire senza aver pagato il biglietto sulle montagne russe, perché ci sarà sicuramente da divertirsi. Celona ha fretta di andare nella metacampo avversaria per riprendersi il pallone, alza il baricentro, adesso è il Merano che sembra aver perso la matassa del gioco con il Giorgione che l'ha riaperta nel giro di 1 minuto e mezzo, con un mezzo autogol forse scaturito comunque da uno Stefani scatenato, che poi 2 gol li ha fatti sicuramente lui. Intanto attenzione, il fallo di Celona che ha alzato le mani, si prende anche il cartellino giallo, è il terzo fallo, lo rivediamo, aveva perso il pallone, si è alzato le braccia, è andato a colpire in volto Belsito. Giusta decisione del direttore di gara, con Celona che ammette di aver commesso l'errore, ha alzato il pollicione. Adesso è una partita che sicuramente si farà più maschia, con il Merano avanti addirittura di 4 gol, che si è visto farsi sotto in modo pesante e prepotente la squadra di casa del Giorgione, che adesso farà di tutto per rimetterla sui binari della parità. Palla per Nins sulla destra, Nins supera la linea di metacampo, Nins salta l'avversario, Vecchione, palla fuori di poco, non c'è la deviazione, che rischio per Nins, non c'è la deviazione in angolo, Nins lungo troppo anche per il numero 12 Luca Manarin. 12-29, manca una vita, e mandiamo virtualmente un bacio a Stefani che l'ha riaperta per far sì che le nostre coronarie, di chi vi parla, di chi vi sta inquadrando la sfida, di chi se la sta godendo qua live o da casa, possano perdere anche potenza. Ora predicano calma i tifosi del team dalla tribuna, sicuramente la sveglia è suonata, e come se è suonata in casa team. 12 da giocare, Vecchione dichiara, Tilal Ayub punta a Tenca, cerca di l'apertura per Celona, poi arriva bene Belsito e fa ripartire Baidar, secondo giallo per Celona e cartellino rosso. Vorrei rivedere subito l'azione. Assolutamente un cartellino omaggio, a mio modo di vedere. Lo ha colpito ma stava arrivando di corsa, e questo secondo me è un errore. Lo ha colpito ma non
secondo giallo anche per Vecchione, espulso anche Vecchione, secondo giallo anche per Vecchione ed è il quarto fallo. E qui qualcuno sta perdendo la staffa del gioco. Ora rimarranno in due quelli del Giorgione, in due. Questa è la prima volta che vedo, solo che mi hanno tolto anche i cassonetti dell'immondizia, sai, quella volta Buffon che disse all'arbitro: ma cos'hai al posto del cuore? Un bidone dell'immondizia. Adesso li hanno tolti, non possiamo dire niente. Certo che Vecchione poteva evitare la protesta per un giallo che a mio modo di vedere, il secondo a Celona, era gratuito, non c'era assolutamente volontarietà del fallo. Restano in due, calcio a 3 per i prossimi 2 minuti. Contro 5 contro 3. Andrea, puoi dire di aver visto per la prima volta un 5 contro 3 nel calcio del 5? Ti era già successo? Io ho qualche anno in più di te di esperienza, non di età, solo di esperienza, ed è la prima volta, vedremo, perché aveva recuperato sul -1 il team Giorgione, ora rischia di andare sotto, ma che poi tra l'altro non so la regola, ma se segnano un gol ne rientra solo uno, ne rientrano 2. Prova a chiederlo a Siri. Fatto sta che in previsione futura sabato prossimo mancheranno sia Vecchione che Celona in casa del Marco Polo, ma intanto c'è da vivere questa sfida. 11:46 da giocare. Ripeto, secondo me non c'era il secondo cartellino giallo di Celona, non c'era. Hanno arbitrato bene gli arbitri fino adesso, ma secondo me il cartellino giallo non c'era. Da lì poi è scaturita anche la protesta di Vecchione. 11:46 da giocare, 2 minuti di doppia superiorità numerica per il Bubi Merano che riparte. Ci sono Tilal Ayub e Stefani nella difesa di casa. Belsito, Tenca, Belsito per Mordia, Belsito, Tenca sul secondo palo, il gol di Luca Manarin che riporta sul +2 il Real Bubi Merano, 5-3. Ritorna con un giocatore in campo il Real Bubi Merano. Il team Giorgione che giocherà ancora con inferiorità numerica. 2 sono stati espulsi. Bastini, 5-3 intanto per il Bubi. Il tiro tra le braccia di Ninz che avanza, scarica per Tenca, braccato da Tilal Ayub. Ancora superiorità, è entrato intanto Bon come terzo giocatore di movimento per la squadra del team Giorgione. Bojdar dietro per Belsito, Tenca, Bojdar, Manarin dalla parte opposta ha segnato il gol, c'è il pallone lo tiene vivo con qualche brivido per i suoi. Bojdar intanto ancora Belsito, apertura per Bojdar che alza il pallone sopra la traversa. Dunque palla avanti per Bon che viene braccato una doppia marcatura. Bon danza sulla corsia laterale, Stefani, ancora Stefani dietro per Tilal Ayub che perde il pallone e vince un rimpallo. Tilal Ayub viene fermato, sesto fallo, e questo è un errore grave di Karim Bojdar
che con la superiorità numerica concede il 6º fallo, quindi il tiro libero alla squadra di casa. Sul punto di battuta Nicolas Stefani, in piedi i tifosi del team, lunga la rincorsa del numero 2 biancorosso, vedremo se andrà a trovare il 4º gol di giornata. Il fischio, la rincorsa, Stefani, con l'uomo in meno, la mette dentro il team Giorgione che si riporta sul -1, preciso il raso terra con Inz che era uscito, che si infila sotto le gambe. -1 ancora in superiorità numerica, però il Real Bubi Merano c'è ancora a giocare una vita, 10:20. Si è alzato anche De Generi in tribuna, vorrebbe entrare lui in campo con i suoi compagni di squadra, e Bubi Merano, che dovrà fare attenzione per i falli commessi e spesi, ha già mandato nel primo quarto di questo secondo tempo. Tanto recupera Stefani il pallone, c'è un tocco di mano di Baidar, ma come, non l'hai visto? Ma come hai fatto a non vedere un tocco di mano del genere? Ma come hai fatto? Ma non era neanche uscita la palla! Ma come hai fatto a non vedere un tocco di mano del genere? Ma come hai fatto a non vedere un tocco di mano del genere? Ma come hai fatto a non vedere un tocco di mano del genere? Era ancora tiro libero, era una mano grande, come quando fanno l'applauso. Ha dato un fallo laterale. Bastini intanto lungo direttamente dalle mani di Ninz. Ancora qualche scampolo di partita in inferiorità numerica, pronto Rosca a rientrare in campo. Bessito, il tiro fuori, può rientrare Rosca, e allora adesso il team ci deve ancora provare. 9:46 da giocare. Intanto a terra, stremato, Nicolas Stefani. Il direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni del numero 2 biancorosso. Un time out in più, quello per il team Giorgione, una partita che si fa vibrante. (5-4) per il Merano, che ha subito il 4º gol di chi sta uscendo, Nicola Stefani, sui sviluppi di un tiro libero. Ce n'era un altro non ravvisato, ma adesso Bessito lo vedete anzi non lo vedete, lo vedo io, dice ai suoi di stare calmi e tranquilli perché sono già 6 falli commessi, dunque ad ogni fallo sarà ancora tiro libero per la squadra di casa. Tilal Ayub, Rosca, De Chiara, Rosca, De Chiara ancora, Rosca, anzi no, era Bon prima, ora Rosca riceve il pallone. Lo carambola davanti per Tilal Ayub, la finta, Tilal arresta la corsa, resta lì su un fazzoletto, poi scarica dietro per De Chiara, tocca a lui il compito di manovrare la regia da dietro. Bon, servito da Rosca, ancora per De Chiara, 9 minuti e poco più, palla per Bon, anticipato da Tenka che protegge il pallone esce, Bon, una spintarella ai danni di Tenka. Ripartirà allora Ninz. Bessito, l'errore di Bessito, non c'è nessun giocatore del Giorgione, arriva a tirare Ayub, servito poi da Bon, tutti si erano persi il pallone. Bon viene invitato a rialzarsi, Tilal Ayub lo fa, Bon cerca di andare via, va a terra anche Bessito, adesso probabilmente non fischieranno più dopo il tiro libero. Questi comunque non erano falli degni di nota secondo me. Palla in mezzo, ribattuta da Manarin, ancora in fallo laterale, resta ancora lì Capitan Tilal Ayub sul punto di battuta, dietro per De Chiara, manovra a sinistra verso Rosca, giro palla lungo per Tilal Ayub arresta la sua corsa, De Chiara ancora davanti alla panchina dei meranesi, De Chiara dietro per Bon, Rosca, Bon ancora, difende a maglie strette ora il Real Bubi Merano, praticamente una difesa uomo. De Chiara cerca di andare via, ma il petto di Manarin
non ho capito cosa fosse successo. Ho visto il cronometrista indicare dei numeri. Comunque possesso per il team. Caccaro si gira, si prende un laterale. Resta lì in zona d'attacco il team Giorgione. Come vedete in grafica è però sempre avanti il Real Bubi Merano per 5-4. Pallina in mezzo, viene fermata, può distendersi in una contropiede con Baidar bravo a servire Tenka avanti per Manarin, fermato dal recupero di Tilal Ayub. Penso che in pochi da casa avrebbero pensato ad un risultato del genere, visto l'inizio anche di ripresa. Belsito bloccato ancora, questa volta da Caccaro in fallo laterale, 7,50 da giocare, manca tantissimo, manca una vita. Pronto Loris Tenka, intanto è rientrato anche Emanuele Peluso per la formazione meranese. Belsito sul fondo per Manarin, fa buona guardia De Chiara che si prende il pallone, lo serve a Bastini lo amministra comodo proprio per De Chiara che lo prolunga avanti per Tilal Ayub. Pronto a rientrare intanto il grande protagonista di questo recupero, Nicolas Stefani. Biramen, Belsito intanto scarica alto, Bastini fuori dai pali, comunque aveva recuperato posizione. Pesa quel gol subito proprio da Belsito nel finale di secondo tempo, ma un gol che comunque, nonostante poi sia arrivato che il terzo e il quarto, non ha scalfito la voglia di provarci in casa del team Giorgione, mister De Mao, che oggi ricordiamo fa meno di De Generi e di Leo Senna, bomber della squadra con 19 gol. Non preciso Rosca, ma De Chiara tiene vivo comunque il pallone per i suoi. Cercano il fallo quelli del team Giorgione, ma devono fare attenzione perché il tempo scorre. 7 minuti ancora da giocare. Palla per Tilal Ayub. Caccaro si fa vedere in posizione pivot. Belsito mi sa che non è mai uscito in questo secondo tempo. Ha rifiutato Caccaro per De Chiara. Il pallone sbatte su Ninz. Poi carambola su Tilal Ayub sotto porta ed esce fuori dallo specchio di porta. Intanto rientra Stefani, rientra anche Erdan Mustafov. Il pallone sul petto di Bastini che viene spinto a terra, ma non c'è il fallo. Ma non c'è una spinta clamorosa. Intanto cartellino giallo anche per Bragagnolo. La spinta non era comunque clamorosa. Poi Bastini era uscito dai propri pali e si è fatto un po' lasciare cadere. Cercano ovviamente il fallo, un nuovo tiro libero. Il primo è andato subito a bersaglio con una Stefani. De Chiara commette fallo, una spinta questa volta ravvisata dal signor Davide Sanneris, e c'è il quinto fallo anche per il team Giorgione. Dunque dal prossimo fallo, che sia per una squadra o l'altra, c'è sempre il tiro libero e i due portieri Bastini e Ninz si augurano di non vederli. Ne ha già subito uno Ninz, proprio da Stefani, che gira a destra per De Chiara, lo spazio per accentrarsi, scarica per Tilal Ayub, che prolunga a fondo verso Caccaro, la girata, il pallone che sbatte sulla spalla di cosa, si continua a giocare, Caccaro fermato in fallo laterale, lo rivediamo, mi sembra che fosse il braccio era attaccato al corpo, secondo me non c'era rigore, ha fatto bene a far continuare il gioco lì. Un'altra spinta, ancora Caccaro a recuperare il pallone, poi Stefani servito, c'è il fallo, cartellino giallo, yellow card per il numero 17 Manuel Peluso, ma non è tiro libero, è di seconda, non è tiro libero, non è tiro libero. Ammonito anche Alemao, mi sa che non è tiro libero però da come abbia segnalato il direttore di gara.
Ma allora è tiro libero o no? Perché mi sembrava di aver visto il direttore di gara indicare tipo un 2, come dire, è di seconda. Invece tiro libero. E anche io allora i segni, la segnologia. Per farsi benedire. Ancora Nicola Stefani, 5,57 contro Martin Nins. Secondo tiro libero di giornata, la stessa sfida di prima, la rincorsa, Stefani, Nicolas Stefani mette il quinto punto in questa sfida, la rimette sul binario della parità e adesso andiamo a vincerla con 5,56 da giocare, ancora super preciso. Oggi è il sabato di Stefani, era avanzato Nins, l'ha messo però sotto il 6 della parte opposta Nicola Stefani e ora perde il pallone. Belsito, dechiara il pallone che sbatte contro Nins, che va a mandarlo avanti da Bastini, lo tocca morbido con la suola a sinistra per De Chiara, fraseggia ora il Giorgione. Chi lo avrebbe mai detto in una sfida del genere? Allora sarebbe bello rivedere anche gli highlights di Andrea Di Giambattista. Intanto Stefano dalla distanza, palla di poco alto, lo rivediamo subito nel replay. Nins fa buona guardia, la palla che si alza tutto un colpo, Nins lungo, il pallone per Tenka, fermato da De Chiara servito da Tilal Ayub. De Chiara attende l'arrivo dei compagni, De Chiara va sulle corsie laterali, De Chiara la giocata, De Chiara in mezzo per calcio, gol! Tilal Ayub, il capitano, come un fulmine a ciel sereno, squarcia la difesa del Rai Bubi Merano. Giorgione 6, Merano 5, ancora 5,15 da giocare, portateci una birra che qua ne abbiamo bisogno, porca paletta, che partita pazzesca, la ribalta 5,15 dalla fine, pazzesca. Intanto per il Rai Bubi Merano pronta anche la maglia del portiere di movimento, la indossa Samuel Cantero Morales, il numero 69. Chissà se arriverà anche una birra, Andrea, tu non la bevi, ma ne arrivano 2 e farebbe assai comodo in questo momento dare del luppolo alle nostre corde vocali. Il Giorgione non muore mai. E la ribaltata di cuore e di carattere. Ricordiamo minuti anche con la doppia inferiorità numerica, poi ristabilita, un gol preso sul secondo, un'ottima difesa sulla seconda inferiorità numerica. E rientra intanto le squadre in campo. 5,15, cinquina di Stefani e il sigillo di capitan Tilal Ayub. Entra lo scopettone Ivano intanto ad asciugare il terreno di gioco con Lorenzo Spici e un altro dirigente. Ora team che deve difendersi dalla morsa offensiva del Rai Bubi Merano con Cantero Morales in campo, quella maglia gialla che sarebbe di Martin Nins. 5 da giocare. Tenka, Belsito, Manarin, ancora Belsito per Tenka, il capitano, torna dall'esperto numero 2 giallo-rosso. Giro palla del Rai Bubi Merano, difende a rombo però il team Giorgione. Attenzione che la porta è sguarnita. Tenka per Cantero Morales, fermato da Stefani che esce nei tempi giusti. C'era una spinta non fallosa. Belsito, Manarin, Belsito, Tenka,
gira Peluso, riceve proprio il pallone, lo mette lì, Stefani, c'è il lato B di Cantaro Morales ad evitare il settimo gol del Giorgione, 4:25. Finale trailing, ma finale, manca ancora un sacco. Cantaro Morales fermato ancora da Stefani, il tiro dalla distanza, resta in piedi la difesa del Giorgione, recupera subito il pallone prima che caramboli in porta Belsito. Tenca, Belsito, Peluso per Belsito, non preciso verso Tenca, resta ancora lì il pallone, Belsito, poi costretto a calciarlo lontano, rientra intanto tra i pali Martin Linz. Stefani, De Chiara, si muove Bon, fa sfilare per Capitan Tilal Ayoub, De Chiara perde il pallone, De Chiara, che pericolo, e poi arriva Tilal Ayoub che lo tocca in corner, ha rischiato però il team Giorgione, si tocca l'interno coscia Capitan Loris Tenca, lui aveva aperto le marcature in questo caldo pomeriggio che poi è diventato anche infuocato. Cantaro Morales proprio per Tenca che torna ancora dal solo 69, in tuffo Stefani, si protegge prima così il direttore di gara, lo rivediamo, aveva il gomito largo però Nicolas Stefani. Sarà anche questo episodio da rivedere sicuramente negli highlights di Andrea Di Giambattista per Futsal Veneto TV, e ricordatevi, giovedì sera qualcosa di importante potrà nascere, e non dico altro. Intanto gustiamoci questi 3 minuti e 10 secondi al gong. Belsito, Manarin, Belsito, Tenca, ancora il capitano del Bumerano. Stiamo per entrare, lo facciamo in questo momento negli ultimi 3 minuti di gioco. Peluso sul fondo, in mezzo al palo, sulla deviazione, ancora la Bumerano in possesso, vicino al pari la formazione veranese. Tenca per Cantaro Morales, l'ultimo a toccare il 69 giallo-rosso. Allora rimessa laterale per il team, già battuta da Stefani per Bastini. Lungo Bastini per Tilal Ayoub che addomestica il pallone, lo tiene vivo in possesso per i suoi, fa scorrere i secondi, giro palla team che ha solo un gol di vantaggio, ma ora ha il pallone tra i propri piedi, qua il passaggio non riuscito di Tilal Ayoub, ringrazia comunque Stefani, rientra Cantaro Morales. Nell'azione precedente con l'uomo di movimento, il portiere di movimento, l'uomo in più, ha colpito un palo, forse un autopalo. Intanto Bragagnolo va a consegnare al signor Grossuti di Udine il tabellino del time out. La prossima palla in possesso sarà time out. Belsito in mezzo, il pallone per Bon che sfila lontano, esce però abbondante fuori. Intanto problema per Cantaro Morales che nel cercare di recuperare il pallone si accascia a terra, è fuori il portiere, allora va a prendersi la maglia numero 30 Karim Baidar, sarà lui ad entrare tra i pali come portiere di movimento. Il pallone è scivolato dietro gli stendardi bianco-rosse, si tocca problema muscolare per il numero 69 Samuel Cantaro Morales. Il dottore intanto del team Giorgione esce dal campo con uno scatto, invitato il direttore di gara e viene anche ringraziato dal cronometrista. Bastini cambia lato per De Chiara che con il petto prolunga il pallone, avanza da dietro per Stefani, il tiro di Stefani potente ma non è preciso, subito a rivederlo fuori di 1 metro. Ninz intanto un anticipo, qui bravo Peluso, Belsito riprende il pallone, lo scambio per Tenca cerca di uscire tra le linee, Manari, il tocco di Capitan Tilal Ayoub e poi Belsito che spara fuori. No, la rimessa laterale per il team Giorgione e allora c'è anche il time out, 1:40 da giocare, un time out che viene speso
da mister Alemão, mentre il signor Younes Bartal della sezione di Mantova invita i giocatori del Team Giorgione a uscire dal campo. Sei a 5, clamorosa la Belbotea Arena. Ti sei divertito però, Andrea, vero? Sì. Avete mai sentito la voce di Andrea? Vuoi salutare il pubblico a casa? No, è timido il ragazzo, è timido. Rifiatiamo un po' anche noi. Salutiamo intanto Roberto Tosin che mi chiede subito cosa succederà giovedì. Roberto, chi vivrà vedrà, e così, e cos'ha? Mille modi di fare l'amore, magari. Roberto, stai commesso. Voce nelle finali di C, la Belbotea Arena, voce a spalla, Bastini, Bon prolunga il pallone, lo concede però al Merano che rivede in campo Samuel Cantero Morales, dunque non c'erano grossi problemi fisici per il 69 giallo-rosso. 1:30, 90 secondi ancora da giocare. Bel sito metronomo della formazione del Merano, fa sfilare verso fondo per Tenka, il pallone che resta lì, Tilal Ayub, la testa però di Belsito, ancora Tilal Ayub che tocca per De Chiara, il tocco di Belsito. C'è il corner, restano loro con il portiere di movimento a 1:08, c'è da approfittarne. Stefani e Samuel Cantero Morales respinge alto il pallone sulla conclusione di Stefani. Rientra tra i pali Martin Minz, ancora una corner, 66 secondi con De Chiara, il numero 6 che scarica dietro per Stefani. Stefani chiama in causa anche Bastini, la pressione di Belsito, Bastini troppo profondo anche per tirare Ayub, resta tra i pali Martin Minz, pronto probabilmente ad uscire nuovamente dal campo. Stefani con De Chiara che va ad aiutarlo, il tocco però di De Chiara, giusto, ha visto bene il direttore di gara, dunque laterale con Erdan Mustafov che lascia l'incombenza di questa battuta al 69 Cantero Morales. 50 secondi ancora di sofferenza per il pubblico di Fede Team, con Belsito che spara per Tenka, la palla che stava per sfilare sotto le gambe di Bastini viene comunque deviata in corner. Cantero Morales, pallone altissimo, Bastini lo recupera, però è rientrato intanto ancora Martin Minz, palla lunga per Tilal Ayub, c'è De Chiara, Tilal Ayub fermato e poi il tocco con Belsito che non, bravissimo Bon a interporsi nella diagonale, siamo però già dalla parte opposta con Tenka per Belsito, ultima occasione forse per la formazione meranese di pervenire al pari. Tenka avanza, Stefani, il punto esclamativo sul tema del Team Giorgione, mette la parola fine a 13 secondi dalla fine, sono 6 dei 7 gol portano la firma di uno strapitoso Nicolas Stefani. 3 punti pesantissimi, vuole ancora il coro Nicolas Stefani, vuole ancora il coro. 5 sono sicuri, non ricordo se anche il sesto era suo, ma glielo diamo soltanto perché è anche il numero 1 a spinare le birre. 6 gol di Stefani o 5? 6, non mi ricordo il primo, vabbè dai, sono 5, non importa, quel che conta è che il Team Giorgione ha 2 palle grandi come quelle di un elefante, ha 2 palle pazzesche, 3 punti pesantissime, ma non è ancora suonata la sirena. È sicuramente vittoria per il Team Giorgione,
che resta in seconda posizione e sale a +4 su Futsal Marco Polo, avversario sabato prossimo a Marconi, una sfida infuocata nel remake della sfida di Coppa di mercoledì. Arriva ora la sirena, arrivano gli applausi ovviamente per un Real Bubi Merano spaziale per 30 minuti, poi però quando Stefani ha detto ma cosa stiamo facendo? Montatemi in groppa che vi porto io i 3 punti a casa. 7-5 per il team Giorgione, strepitoso Nicolas Stefani. Stefano Testoni vi dà appuntamento con Andrea Di Giambattista a giovedì sera e lo scoprirete strada facendo. Qui alla Belvote Arena invece torneremo il prossimo. Sì, ovviamente, giustamente mi dice Andrea, seguite i social Instagram, Facebook di Futsal Veneto TV e lì piano piano scoprirete la pazzia che mancava al calcio a 5 regionale. Un forte bacio alle vostre mogli, del vostro testo, che adesso dice ad Andrea di spegnere la voce perché vado a farmi una birra gelata. Viva il futsal!